Carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon 5 giugno, buon mercoledì 5 giugno, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 02 66 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Oggi qua a Milano splende il sole, dalla sede di via Bellerio, in collegamento telefonico con noi, come quasi ogni mercoledì, abbiamo un amico di RPL, Alessandro Rico, giornalista della Verità. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Alessandro, incominciamo subito un po' dai tuoi articoli che questa settimana hai scritto sulla Verità. Incominciamo da quello di lunedì 3 giugno dove tu con Fabio Amendolara hai proprio svolto un'inchiesta sugli agenti nel mirino, cioè hai scritto gli immigrati fuori controllo, ogni giorno 7 poliziotti feriti, nel 2018 sono stati aggrediti 2646 tutori dell'ordine, circa la metà di questi attacchi è opera di stranieri. La denuncia, scrivi, siamo bersagliati, ma non di rado sono i violenti che denunciano noi. Poi anche intervistato Patrizia Bolognani, giusto? Esatto. Del sindacato di polizia di Padova, che appunto adesso ci racconterai cosa ti ha detto. Prego. Purtroppo la situazione sembra essere veramente fuori controllo. Sì. Le aggressioni alle forze dell'ordine di tutti i tipi, quindi polizia, carabinieri, polizia locale, sono praticamente all'ordine del giorno, praticamente quotidiane, anzi come avete visto il calcolo è di fatto di circa 7 aggressioni al giorno, più o meno gravi. Tra l'altro il bilancio potrebbe essere anche ulteriormente aggravato dal fatto che, come ci hanno spiegato alcuni dei sindacalisti che abbiamo sentito, quando la prognosi dell'aggressione non è particolarmente grave, addirittura magari nemmeno vengono inseriti nei database statistici gli episodi, per cui la situazione potrebbe essere addirittura più grave di quello che noi siamo riusciti a censire. E purtroppo circa diciamo il 40% di questi episodi vede come protagonisti degli immigrati irregolari. Attenzione, irregolari, quindi gente che non avrebbe alcun titolo per stare qui e che non solo non ha nessun titolo per stare qui, ma pensa bene di trascorrere il suo soggiorno in Italia prendendosela con la polizia. Certo. Ogni tanto vediamo su internet, no, che spunta magari il video dell'immigrato che brandisce un'arma di fortuna e aggredisce un agente delle forze dell'ordine. Ecco, purtroppo queste cose succedono quasi tutti i giorni. La signora Patrizia Bolognani, che è una sindacalista di polizia che noi abbiamo sentito, ci ha raccontato di una situazione effettivamente davvero desolante. Desolante innanzitutto per la sua esperienza personale. Lei ci ha raccontato di essere stata 12 volte in ospedale per un'aggressione, 12 volte subita da parte di stranieri. Tant'è che mentre io la intervistavo dicevo: scusi, ma sa, lei quando è stata colpita è stato qualche volta ed è successo pure di avere a che fare con dei cittadini stranieri? Lei mi ha risposto: no, guardi, io solo con cittadini stranieri ho avuto questo problema. Questo non significa che anche gli italiani non facciano queste cose, noi lo sappiamo, no? Soprattutto negli stadi, le partite, purtroppo questi episodi si verificano. Però ci fa arrabbiare il fatto che chi non ha titolo per stare qui aggredisca i nostri agenti. Il secondo dato veramente desolante è che tutti i sindacalisti di polizia concordano nel dire che molto spesso la magistratura non li tutela, lo Stato non li tutela, perché quando sono gli agenti, diciamo, a essere sospettati di aver usato la mano pesante, addirittura l'avvocatura dello Stato si costituisce parte civile contro di loro. Quando invece gli agenti sono le vittime, vengono abbandonati a loro stessi. Addirittura un sindacalista di polizia ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha riferito di un caso in cui un albanese aveva denunciato per diciamo un conflitto a fuoco, perché poi succede anche questo, che sono loro che denunciano te, e questo è il paradosso. Lo Stato gli aveva anticipato le spese legali al poliziotto, ma alla fine, in sede civile tutto questo, alla fine l'aggressore ha perso la causa, è stato condannato al pagamento delle spese. Quindi lo Stato cosa ha detto? Beh,
dato che paga l'altro mi ridai i soldi. Il problema è che l'altro era dichiarato nulla tenente, quindi alla fine si finirà che pagherà la persona che ha subito la causa, quindi la gente. Ecco, i paradossi del nostro paese. Senti Alessandro, ma continuerà insomma questa inchiesta sulla Verità nei prossimi giorni o no? Ma guarda, purtroppo io temo che almeno per registrare i singoli episodi la cosa continuerà, nel senso che non credo che di colpo questi aggressori si fermeranno. Ogni tanto c'è uno che stacca il video a morsi, poi qualche giorno fa avevamo visto, se non ricordo male, a Reggio Emilia c'era questo altro straniero che brandiva una specie di tergicristallo staccato dalla macchina dei vigili urbani, e questi che si difendevano con una sedia di plastica, insomma anche scene grottesche. Una cosa che mi hanno sottolineato quasi tutti è l'esigenza del taser elettrico, che chiaramente aiuterebbe molto gli agenti in queste situazioni. Ecco, purtroppo dobbiamo registrare il fatto che per esempio a Milano, nella accogliente Milano della Giunta Sala, si è detto no, ma per carità il taser è pericoloso, poi fa male agli aggressori, e certo, allora lasciamo che siano gli aggressori a staccare a morte le dita agli agenti, molto meglio che rischiare qualcosa con l'uso del taser. Ecco, senti Alessandro, adesso parliamo un po' di Europa, preparandoci a domani, perché come al solito domani alle 13 abbiamo la nostra trasmissione che parla di Europa. Hai intervistato anche lunedì, chi ha intervistato? Ha intervistato Bardella. Ci puoi spiegare appunto cosa ti ha detto e chi è Jordan Bardella? Jordan, giusto la pronuncia del nome? Ma guarda, secondo me i francesi lo chiamano Jordan Bardella. Jordan Bardella, ecco. Ma secondo me, siccome è italiano, cioè lui ha origini italiane, io Bardella lo dico Bardella. Facciamo anche noi gli sciovinisti. Di dov'è Bardella? Allora, lui è nato in una banlieue parigina, Saint-Saint-Denis, quindi insomma un quartiere molto 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 movimentato. Sappiamo che oggi è anche una fucina di fondamentalismo islamico, di radicalismo islamico, e lui però non ha nemmeno compiuto 24 anni, ma è stato candidato da Marine Le Pen come capolista alle elezioni europee, quindi è diventato uno dei più giovani, se non il più giovane europarlamentare di questa legislatura, ed è un giovane che ha le idee molto chiare. Lui mi ha raccontato che la sua esperienza nella banlieue lo ha effettivamente avvicinato al Rassemblement National, alla formazione di Marine Le Pen, vedere sua madre che si dava tanto da fare per salari da fame. E questo è un po' il paradosso, no? Il segno del paradosso del nostro tempo, cioè una persona che vive in una periferia, sperimenta i problemi dell'integrazione, sperimenta difficoltà economiche, anziché andare a sinistra, cioè dove il partito del popolo, dei lavoratori, va a destra. E questo diciamo è segno dei tempi. E mi ha spiegato insomma che il progetto dei gruppi sovranisti è quello di costruire un supergruppo che possa, se non imporre un'agenda, comunque condizionare i lavori del Parlamento europeo e della prossima Commissione europea in modo molto significativo per indirizzare e ricalibrare l'operato del governo dell'UE. Governo dell'UE che invece, come stiamo vedendo in questi giorni, sembra non aver recepito la lezione, perché anzi per oggi l'Italia si aspetta la letterina dall'Unione Europea e addirittura sostiene Repubblica una possibile apertura della procedura di infrazione per il debito, cosa che sarebbe non solo senza precedenti, ma sarebbe gravissima, visto che, come sempre, dobbiamo registrare il fatto che tutti gli altri paesi che si sono allineati all'ortodossia europeista vengono lasciati stare nonostante violino regolarmente i parametri europei. L'Italia viene mazzolata perché ha osato ribellarsi ai diktat junckeriani. A che ora questa risposta secondo te oggi? In serata, allora, dai. Ripeto, le indiscrezioni di Repubblica, che addirittura pubblica una bozza della lettera, sostengono che addirittura ci sarà l'apertura della procedura di infrazione. Quindi sarebbe veramente gravissimo. Vedremo se questa previsione sarà confermata. Addirittura sembrerebbe che Tria sia pronto a una manovra correttiva per evitare il peggio, una manovra correttiva che andrebbe a costare tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Il paradosso economico di
di questo approccio, come ben sai, è che quando il debito pubblico aumentava perché c'era l'austerità, per gli eurocrati andava tutto bene. Adesso che aumenta perché uno cerca di implementare politiche un po' più umane, tutti si lamentano. Mi sembra una follia, un'assurdità. Sì, senti Alessandro, ma ritornando a Bardella, Sì. cosa ti ha detto di Salvini, no? E dell'Italia proprio? Che dichiarazioni ti ha fatto? Ma lui ha ovviamente confermato che il successo di Salvini è stato un successo straordinario, storico, epocale, ha confermato la volontà di lavorare insieme a Salvini, agli italiani, per cercare di cambiare questa Europa e ha confermato che esiste questa prospettiva, appunto come ti dicevo, di lavorare a un super gruppo europeo da tutti i sovranisti, che non ha ovviamente, come sappiamo, i numeri per essere forza di governo autonomamente, però sicuramente può condizionare molto l'operato del futuro Parlamento europeo. Quindi da lui sicuramente grandi parole di ammirazione per Matteo Salvini, che come poi ha confermato anche Steve Bannon in un'intervista che sulla Verità è uscita il giorno dopo, ormai è considerato un leader di importanza se non europea, addirittura mondiale. Certo. Senti Alessandro, veniamo adesso un po' alla situazione politica italiana. Ieri una giornata di tensione, anzi da avantieri, quando il Premier Conte ha pronunciato il suo discorso a Palazzo Chigi, mi dimetto se non siete tutti d'accordo, diceva ai vice premier. Ieri mattina, insomma, non si sapeva ancora che soluzione si dovesse prendere. Poi c'è stato l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sullo sblocca cantieri. Raccontaci un po' le varie posizioni del Premier Conte, anche quella del Quirinale e dei due vice premier prima di questo accordo. Quali sono state? Ecco. Effettivamente tu dici bene la posizione del Quirinale, perché sembra che il Colle abbia giocato un ruolo fondamentale in questa fase finale di questa partita. Diciamo addirittura, io poi avevo fatto una battuta, in realtà se andate nelle segrete stanze di Palazzo Chigi troverete il vero Conte incaprettato. Quello che ha parlato alla conferenza stampa era Mattarella con la maschera e il distorsore vocale, perché abbiamo assistito a una figura di Conte che di fatto registra tutte le preoccupazioni del Quirinale sulla stabilità, sulla governabilità, addirittura sul rispetto dei parametri UE. Questo è il tema. C'è un premier che è stato nominato di fatto per portare avanti una politica di rottura rispetto a quella che era stata fino ad oggi la sottomissione all'Europa, che ti dice no, però con l'Europa bisogna negoziare, bisogna rispondere sul debito, bisogna rispondere sui parametri europei. Lì in realtà il punto, poi lui in realtà ha lanciato stoccate sia a Salvini sia ai 5 Stelle, ovviamente essendo un premier, non nascondiamocelo, in quota 5 Stelle è inevitabile che le più dure, per esempio sul fatto di governare per slogan, per tweet, le abbia riservate a Matteo Salvini. Il problema vero è che per portare avanti una politica di rottura rispetto all'austerità bisogna fare gli investimenti produttivi e bisogna tagliare le tasse, cioè bisogna applicare il programma della Lega. Su questo i 5 Stelle non sono d'accordo, hanno fatto sempre resistenza, la stanno facendo nonostante il risultato elettorale delle europee abbia determinato un chiaro riequilibrio in senso politico in favore della Lega. Lo sblocca cantieri è un passaggio fondamentale, perché qual è qui il nodo? Il nodo è che le norme per evitare tutto il sistema della corruzione, i subappalti, alla fine ingessano gli investimenti pubblici e i cantieri pubblici. Quindi la posizione ragionevole della Lega è abroghiamo una parte del codice degli appalti, sospendiamo una parte del codice degli appalti per sbloccare finalmente i lavori pubblici, quindi rimettere in moto l'occupazione, gli investimenti produttivi e così via. I 5 Stelle si opponevano a questa cosa. Io penso che il Colle a questo punto tifi non tanto per le elezioni anticipate, ma per una crisi di governo che lo porti a nominare un esecutivo tecnico. Cioè, questa è la tentazione che il Quirinale ha da sempre e di cui non si libera, nonostante gli italiani ne abbiano le scatole piene di questi governi tecnici. Perché attenzione, ricordiamo anche ampiamente i tecnicismi, passano in gioco di parole.
se si sciolgono le Camere, cioè se c'è una crisi di governo in realtà, non è che bisogna per forza sciogliere le Camere e andare a nuove elezioni. Il Presidente della Repubblica ha facoltà di esplorare la situazione politica e valutare se c'è una nuova maggioranza. Ora, ipotizzate che questo peschi dal cappello un Cottarelli bis, magari non con Cottarelli, e trovi una convergenza tra più forze politiche che gli garantisce una maggioranza, e magari questo si traghetta con un governo tecnico per un altro annetto, fa quello che dice l'Europa, nel frattempo spera che si sconfi il successo di Salvini per andare a nuove elezioni quando la Lega verrà sufficientemente ridimensionata, perché la mia sensazione è che il vero nemico del Colle, quello che il Colle percepisce come pericoloso perché ha una vera alternativa di governo, è proprio la Lega piuttosto che 5 Stelle, che invece sono anche un po' ideologicamente ibridi e possono pure essere poi spinti tra le braccia del PD. Senti Alessandro, ma dopo lo sblocca cantieri, allora il governo continua, no? Dopo lo sblocca cantieri, qual è l'altro provvedimento all'ordine del giorno? Quale sarà appunto il prossimo passo, la prossima settimana o questi giorni? Allora, i prossimi step dovrebbero essere decreto sicurezza bis e flat tax. Sono queste le due priorità della Lega. Sul decreto sicurezza bis i grillini dovranno ingoiare un grosso rospo, perché noi sappiamo che c'è anche un trasferimento di competenze da Toninelli a Salvini, che un po' suona anche come una, non chiamiamola vendetta, però diciamo come una replica rispetto a quello che Toninelli ha fatto con Armando Siri, che però in realtà poi ha una ratio anche tecnica, perché Salvini dice: dato che c'è l'emergenza sbarchi, io avoco al Ministero dell'Interno la competenza a decidere dell'utilizzo delle infrastrutture portuali per le navi che cercano di sbarcare in Italia con i migranti. Quindi il decreto sicurezza bis sarà già un capitolo molto delicato. Sulla flat tax ci sarà da fare veramente una scelta forte, e qui servirà la compattezza, perché è inevitabile che sul breve periodo la flat tax determini uno squilibrio sui conti pubblici. Bisognerà avere la compattezza, la forza politica di andare duri in Europa a dire: no, noi questo lo facciamo perché siamo convinti che sia la ricetta economica che farà risollevare la testa, risalire la china all'Italia, rinfacciando agli eurocrati un'evidenza, cioè che sono state le politiche di austerità a far alzare il debito senza peraltro offrire una prospettiva di crescita, mentre la flat tax veramente sarebbe uno shock fiscale che libererebbe le energie produttive del nostro paese, che sono solo sopite ma sono sempre lì con la nostra creatività, il nostro genio, la nostra inventiva, il nostro spirito di sacrificio. Senti Alessandro, c'è un'ultima ora, c'è Oettinger che dice: se i numeri confermati ci sarà una procedura UE per l'Italia. Oettinger, il commissario europeo al bilancio, in un'intervista a un'emittente televisiva tedesca ha detto che insomma, se i numeri verranno confermati non potremo sottrarci alla procedura di infrazione. L'Italia non dovrebbe comunque essere un rischio per l'Eurozona, ha detto. Insomma, domani ne parleremo qui sempre in radio alle 13, di questo sicuramente, di altri temi che riguardano l'Europa. Allora, come d'altronde non si sono sottratti dal fare la procedura di infrazione con la Germania per gli squilibri nella bilancia commerciale o con la Francia. Hanno sempre fatto la procedura di infrazione con tutti, no? Mi sembra. Quindi solo con noi non si riescono a sottrarre. Vabbè, d'altronde Oettinger lo conosciamo, chi è. Senti Alessandro, questi giorni di cosa ti occuperai sulla Verità o la prossima settimana, insomma? Ma guarda, stiamo preparando un bel numerino settimanale per lunedì. Nel frattempo, come vedete sul quotidiano, saremo molto attenti a coprire questo tema del braccio di ferro con l'Europa, e direi che, visto che si va verso la minaccia della procedura di infrazione, leggerete pagine bollentissime sul nostro quotidiano. Ecco, senti Alessandro, sei andato oggi su Google, hai aperto Google, sai chi celebra oggi Google? Immagino il Gay Pride. No, perché oggi celebra la prima donna laureata del mondo, che è veneta. Vabbè, un po' meglio, dai. Ieri c'era il Gay Pride, c'era il Pride come il mese, insomma, del Gay Pride, quindi sono rimasto a ieri. Ok, si chiama Elena Lucrezia Cornaro, cioè aprendo la home page di Google oggi in molti si sono chiesti chi è questa donna raffigurata, ed è proprio Elena Lucrezia Cornaro,
Piscopia, leggo qui, era di Venezia, insomma, è considerata la prima donna laureata al mondo, figlia di un nobile veneziano. Va bene, dai, ti ho voluto dare questa notizia. Hai fatto benissimo, un altro primato italiano. Comunque, Alessandro, grazie mille, ci sentiamo domani mattina alle 13:10 con la trasmissione sull'Europa. Grazie mille. Perfetto, grazie Ciao. per l'invito e saluti agli ascoltatori. Grazie, ciao. Adesso andiamo in pausa. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, come al solito, come ogni mercoledì in collegamento telefonico con noi un'amica di RPL, Laura Cavandoli, deputata della Lega, non c'è bisogno di dire sempre deputata della Lega. Comunque ciao Laura, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ti chiameremo Laura da ora in poi, non c'è bisogno di dire sempre, lo dico a me, deputata della Lega. Va bene, allora Laura, oggi leggevo il Corriere della Sera, c'era un articolo all'interno dove c'era scritto, insomma, terrore delle elezioni anticipate, un giorno di panico in Parlamento, no? Che cosa è successo ieri mattina? C'era panico per la questione, insomma, del governo? Sì, diciamo che la situazione è stata un po' probabilmente provocata dalla conferenza stampa del Premier Conte e Sì. a questo punto, e poi dopo abbiamo questi due decreti in corso di conversione, uno alla Camera e uno al Senato, che hanno tirato fuori un attimino le problematiche anche dal punto di vista dell'azione di governo, quindi sì, c'è stato questo problema. Poi lo leggiamo sempre sui giornali, sullo sblocca cantieri
Sì. Si va avanti. Ecco, infatti c'è stata la telefonata proposto poi tra Matteo Salvini e il vice il Premier Di Maio ieri pomeriggio, ieri sera, quindi abbiamo fugato questa crisi di governo, ma sì, sinceramente che andare a votare non conviene ai noi, ai numeri che sono agli eletti non conviene, insomma. Questo è un richiamo che, se posso dire fra le righe, tanto siamo solo noi, c'è un grosso incitamento da parte delle forze dell'opposizione di non andare a votare a breve. Certo. Insomma. Senti, probabilmente Laura, anche però il popolo italiano non lo apprezzerebbe. sullo sblocca cantieri, ecco, qual era il punto tra Movimento 5 Stelle e Lega di dissenso, adesso punto chiarito, ecco? Ma in realtà è stato abbastanza veicolato male, forse dai media. Quello che voleva la Lega era la sospensione fino al fine del 2020 delle formalità eccessive, della burocrazia eccessive del codice degli appalti, ma per riprendere quella che è la normativa europea, cioè non per lasciare libero a tutti. Quindi da questo punto di vista c'è stato poi un accordo che ha portato ad alzare la soglia per gli affidamenti diretti, che sono diventati fino a 150 milioni di euro, poi dopo sopra a quella procedura con invito e poi c'è la percentuale su cui si è litigato per i subappalti permessi alle ditte che vincevano i bandi. È stata fissata al 40%. E poi c'è la committenza dei comuni, non è più necessario per i comuni. Questo è un punto molto importante per i nostri amministratori, rivolgersi alla centrale unica di committenza, che avevano anche le province e le regioni, ma loro stessi possono fare gli acquisti direttamente. Questo è un punto molto importante. Ci tengo a precisare che l'accordo preso si tratta di norme transitorie fino al 2020, ma che permette poi di mandare avanti, sono piccole cose però che permettono di mandare avanti i lavori in corso e quelli che stanno per essere affidati, e anche tutte le opere specificate nel codice, insomma. Senti, Laura, sul decreto crescita ci sono delle novità che puoi darci o no? Insomma, diciamo che dovevo essere in commissione, quindi in realtà abbiamo rinviato a mezzogiorno e proseguo. Sì, adesso abbiamo finito l'accantonamento degli emendamenti che comunque non saranno accolti, e ora si parla più della copertura e degli interventi, quindi chiaramente il decreto deve essere in molte parti sistemato, lo dico per tranquillizzare gli artigiani che vedevano, mi pare nell'articolo 10, quel credito d'imposta da usare in 5 anni, quindi al posto del pagamento per la metà non avrebbero avuto il pagamento dal privato ma un credito d'imposta. Questo chiaramente era un grosso problema di liquidità per le piccole ditte, quindi su questo stiamo intervenendo. Quindi ci sono delle norme che vanno ovviamente sistemate, e poi ci sono delle intenzioni della maggioranza ma anche dell'opposizione. Sono state fatte delle proposte che producono crescita, che danno spinta all'economia e che vanno portate avanti. È chiaro che quando si parla di incentivi fiscali o di contribuzione, per forza bisogna trovare le coperture, e questo è un po' più lo scoglio del Ministero, che deve provvedere a dare i pareri sulle coperture. Quindi i tempi saranno un po' lunghi, ma io temo saranno anche molto concentrati. Prevedo 2 o 3 notturne. Va bene, allora staremo con te, dai, ti faremo compagnia dalla radio. Laura, a parte questi piccoli sketch scherzosi, la visita di Trump in Inghilterra, no? Ha visto la May ieri, poi anche la regina Elisabetta l'altro giorno. Qual è il motivo, insomma, di questa visita in Inghilterra? Sicuramente Trump vuole rafforzare la posizione degli Stati Uniti nei rapporti con gli stati che non fanno più parte dell'Unione Europea, quindi da questo punto di vista è un ottimo politico, nel senso che effettivamente prima ancora di questa Brexit, che è fissata adesso al 31 ottobre, prima ancora di questa uscita, sempre se ci sarà, è andato giustamente a parlare con
con la May, che è vero che è il premier uscente, ma comunque sia per prevedere qualche, insomma, io credo un accordo politico successivo, anche perché effettivamente una nazione che esce dall'Unione Europea, speriamo con accordo, però anche senza accordo in effetti resta fuori da tutte quelle che sono anche solo minimamente le convenzioni internazionali, e poi anche tutto la parte degli scambi economici. Quindi il fatto che di avere un partner importante come gli Stati Uniti può dare un'altra forza agli inglesi per procedere nella direzione della Brexit. Certo. Senti, Laura, adesso veniamo di nuovo alla politica italiana. C'è l'azienda Whirlpool che ha deciso di chiudere uno stabilimento a Napoli. Ieri c'è stato un sit-in di protesta davanti al MEF. Qual è la situazione? Cioè, cosa ha deciso questa azienda? Sì, questa azienda in realtà aveva deciso di chiudere lo stabilimento di Napoli, che ovviamente con la crisi occupazionale che ne deriverebbe, e questo ovviamente è una grossa problematica. È intervenuto il ministro dello sviluppo economico, il ministro Di Maio, dicendo che comunque la Whirlpool è stata beneficiaria, insomma, di 27, mi sembra, milioni di euro, e vuole revocare appunto i 15 milioni che ancora devono essere versati. È chiaro che i problemi sono concreti, nel senso che non si capisce, o perlomeno l'annuncio è stato fatto, mi sembra, venerdì, 4-5 giorni fa, e senza però dare spiegazioni, perché comunque sia è stato un fulmine a ciel sereno. Ora probabilmente si vorrà portare fuori dall'Italia la produzione industriale con modo godere di maggiori vantaggi e più flessibilità nei lavoratori, però è chiaro che il tavolo presso il Mise ha puntato, diciamo, i piedi. Certo. Sì. Non credo che le cose purtroppo funzioneranno al meglio, però comunque l'attenzione del governo c'è. Si parla di, insomma, 420 dipendenti, quindi insomma un migliaio di persone coinvolte, anche di più viste le famiglie, per cui ci sarà da stare molto attenti, proprio perché non possiamo permettere a queste multinazionali di investire sul territorio e poi spostare gli investimenti altrove. Quindi sicuramente garantire la ricollocazione, ma nel sito produttivo si avrà per forza una perdita di posti di lavoro. Sì, Chiara, sei stata molto chiara. Laura, abbiamo una telefonata, sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Santorino. Senta, io volevo dire che queste chiusure, che erano molte, tra l'altro in passato anche qui al nord, sono derivate da un contesto, io mi interesso in macchinotense e vedo un po' cosa ne pensano i miei colleghi in Europa, in Germania, da un contesto ambientale negativo, perché il problema non è la Padania, il nord che è produttivo, è il resto dello stivale. Noi abbiamo un esercito di levantini, furbi, malvagi, che aggravano la spesa pubblica, vedi Allegre, così, ma anche qui al nord ne abbiamo. E questa è una cosa che può rischiare di distruggere la stessa Padania e la Lega. Non bisogna, solo i francesi e i belgi cascano in questi furbizi di levantini, ma noi siamo mitteleuropei, non siamo così babbei. Ecco quello è il problema in Italia, secondo me. Va bene, grazie mille. Allora, Laura, non so se vuoi commentare. Ma diciamo che qui il problema che ha ritrovato la Whirlpool è una stessa produttività. Mi sembra, insomma, che secondo me gli investimenti si fanno anche per la qualità del lavoro, specialmente in Italia. Quindi credo che ovviamente non sarà così facile mantenere l'investimento fatto da questa azienda, ma sicuramente il governo ce la metterà tutta, perché comunque i posti di lavoro per noi in Italia, la produzione italiana ha una qualità superiore rispetto a quello che succede all'estero. Ecco, allora Laura, poi volevo farti un'ultima domanda, poi ci lasciamo. Cosa sta succedendo, no, nel Consiglio Superiore della Magistratura? Abbiamo seguito appunto questi ultimi giorni queste vicende. Ci puoi fare tu un po' di riassunto, un po' di riepilogo, ecco?
Diciamo che c'è una guerra fra toghe, nel senso che per la sostituzione del procuratore capo di Roma sono venute alla luce delle intercettazioni su accordi fra magistrati molto importanti e autorevoli, volti a, sono un avvocato, quindi tecnicamente a determinare la geografia giudiziaria, quindi ci sono dei magistrati che sanno dove mandare altri magistrati o che indirizzano l'arrivo di certe persone rispetto agli altri. Ricordo che questo è un potere esclusivo del CSM. È chiaro che c'è una rosa di candidati che deve essere individuata e fra questi il CSM sceglie la persona più adatta in base al curriculum, l'attitudine e ovviamente la volontarietà. E questo purtroppo è un po' mancato. Da queste intercettazioni in effetti ci sono stati vari passi in avanti, poi avvisi anche da parte degli esponenti politici nei confronti di certi magistrati che erano sotto intercettazione, quindi contrariamente a tutte quelle che sono le regole basilari proprio delle intercettazioni, perché è chiaro che la segretezza di queste serve per capire quello che si vuole, diciamo, sono istruttori, ci sono prove, quindi si vuole contribuire a dimostrare o a smentire, ecco questo ovviamente. Quindi questa situazione ha portato adesso mi sembra alle dimissioni di altri quattro magistrati del CSM, che ricordo è l'organo che si occupa appunto della magistratura, da un organo indipendente, e credo che come è stato più volte detto ci sia bisogno di una riforma della magistratura, perché si sta destabilizzando praticamente tutto il sistema giudiziario italiano in questo modo, perché se si scopre che quello che sta venendo fuori è vero, quindi che il giudice non è una persona indipendente, terza, ma è uno che viene mandato da qualcun altro in quell'ufficio giudiziario, in quel tribunale, perché ci sono degli interessi sotto, io credo che l'autorevolezza dei giudici vada in effetti a perdere ogni possibilità di riscatto, quindi sicuramente una grossa attenzione. La stampa ovviamente amplifica questo problema, però da parte della politica, e ci tengo a dire che noi, il Ministero della Giustizia non ha un esponente leghista, però sicuramente bisogna iniziare a ragionare. Finiamo questi due decreti, lo sblocca-cantieri in crescita, ma in una riforma anche della giustizia, nel senso di vedere cosa fanno questi magistrati, se c'è ancora indipendenza e terzietà, oppure effettivamente se non c'è più bisogna correre ai ripari. Benissimo. Senti Laura, ieri il ministro Salvini è stato nella tua Emilia Romagna, no? Ha girato un po' varie città. Tu c'eri o no? Io purtroppo ero a Roma, però devo dire è stato applauditissimo a Mirandola, a Ferrara, a Forlì è andato in serata, quindi sono tutte zone decisamente rosse e quindi si può contribuire anche al ballottaggio. Speriamo che sia veramente di stimolo per i cittadini. Non andate al mare, andate a votare per la Lega, questo lo dico a tutta Italia. Andate prima a votare e poi se volete andate al mare praticamente. Bravissimo, in montagna dove volete, però dalle 7 alle 23 domenica, dove ci sono i ballottaggi, andate e scegliete un candidato della Lega, rafforzerete il nostro movimento e in questo modo possiamo essere più vicini alle persone, ascoltarle e rispondere alle loro esigenze. Certo. Laura, un attimo di pazienza, abbiamo un altro ascoltatore o un'ascoltatrice e poi ti lasciamo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, chi è? Sì, buongiorno, è Gino di Ostia. Ciao Egino, ciao. Buongiorno, volevo, proprio per la magistratura, per quello che sta succedendo, io lo definisco sconcertante, perché quando si vede che dei politici che ricevono facilmente questi magistrati come Lotti, l'ex vice segretario, oppure ci troviamo con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che per 3 o 4 anni è stato uno dei bracci destri di Renzi, ora ce lo ritroviamo come vicepresidente.
Benissimo. Allora Laura, va bene, chiudiamo qui perché purtroppo siamo in ritardo. Ti ringrazio per essere stata come al solito disponibile, essere intervenuta qui oggi con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata anche a te. Ciao. Buona giornata a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Allora, in collegamento telefonico con noi, Roberto Al di là del vetro, che saluto, mi dà l'ok. Abbiamo per la prima volta, presumo a RPL, la deputata dei Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti. Buongiorno Paola, è la prima volta o no? No, non è la prima volta. Non è la prima volta. Già intervenuta più volte. Sì. Benissimo Paola, allora tu sei la vicepresidente della Commissione Cultura e poi fai parte appunto anche del collegio d'appello. Cos'è il collegio d'appello? Il collegio d'appello sono, insieme alla collega che c'era prima in onda, Laura, che è insieme a me, sostanzialmente alla Camera esiste l'autodichia, che significa una magistratura fatta da deputati avvocati che dirimono le questioni interne alla Camera. Di solito nel passato, io ho fatto parte anche 2 legislature fa, riguardano per esempio i contenziosi di lavoro dei dipendenti, di solito sono questioni previdenziali e di lavoro che riguardano i dipendenti della Camera. A partire dall'anno scorso ci sono ovviamente anche i ricorsi per i vitalizi che moltissimi parlamentari hanno inoltrato in primo grado, che non sono ancora ovviamente arrivati in appello, e quindi il lavoro è diventato più complesso sia dal punto di vista quantitativo che direi anche, diciamo, come comunicabilità all'esterno, perché prima naturalmente quando questo organo si occupava solo delle questioni previdenziali dei dipendenti la fame era ben minore, ecco. Certo. Senti Paola, volevo chiederti, per quanto riguarda questo allarme che c'è in Italia della carenza di medici, secondo te serve una rivoluzione in tempi brevi e questo dipende anche dal numero chiuso a medicina o no? Da che cosa dipende? Quali sono i motivi? Sì, sicuramente il numero chiuso così come è strutturato oggi nelle nostre università non facilita la risoluzione di questo problema della carenza di medici. Infatti ci sono in Commissione Istruzione tantissime proposte di legge di tutti i partiti atte proprio a superare il numero chiuso, anche perché il test è inadeguato e quindi la meritocrazia degli studenti non emerge. Noi pensiamo che vada superato, vada effettuato un numero programmato, ma con molta attenzione anche all'uscita, cioè al momento in cui gli studenti vanno in specialità, perché lì devono essere supportati da borse di studio e facilitati nel momento in cui poi entrano nel mondo vero del lavoro del medico. Quindi sono 2 passaggi, il primo passaggio e il secondo. Il primo passaggio, Fratelli d'Italia presenterà una proposta di legge ulteriore di mediazione per vedere magari di fare un anno dopo le superiori di passaggio di collante in modo da smaltire un po' i tantissimi studenti, mettendo le materie che sono materie che si studiano anche al liceo e al primo anno di medicina, chimica, fisica, biologia. Ecco, queste materie potrebbero essere fatte in connubio tra università e scuola per cercare di superare questa barriera del numero chiuso. Ecco, senti Paola, abbiamo una telefonata, vediamo se c'è ancora in linea il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice. Pronto? Tocca a me? Sì, prego. Buongiorno, salve, l'avvocato di Milano. Ma io sono dell'idea che per avvocati, anche propri, magistrati, giudici, tutti per me devono essere messi in condizione di un giudizio esterno neutro alla bisogna del loro operato, a tutela dei cittadini ovviamente, e dopo tutto credo che ce ne siano motivi per bastare. Voglio dire che avere un ente neutrale che giudichi il loro operato alla bisogna, ma esterno. Di questo ne sono convinto, si sa che fidarsi è bene, figuriamoci. Grazie. Grazie a lei. Allora Paolo, non so se vuoi commentare, perché parlavamo prima con Laura, insomma, della polemica che sta succedendo questi giorni.
Esatto, io dunque, allora io penso innanzitutto che bisogna dividere i magistrati dagli avvocati. Gli avvocati sono liberi professionisti, li giudica il cliente, nel senso che se un avvocato è carente e non è bravo, alla fine sicuramente sarà il mercato che lo punirà. Il magistrato è diverso, perché il magistrato fa un concorso pubblico e spesso e volentieri la responsabilità che lui dovrebbe avere e poi pagare anche nel caso di errore è ridotta al minimo. Quindi andrebbe un attimo ritoccato il discorso della responsabilità dei magistrati, perché non esiste che siano gli unici a poter fare quello che vogliono. Parlavamo dei medici. I medici ormai, questo è un altro problema che metto al centro del dibattito, i medici ormai sono terrorizzati dalle azioni di responsabilità. È giusto ovviamente che un medico paghi, ma qui siamo al paradosso che tra un po' nessuno farà neanche una puntura per paura di avere l'avvocato che gli manda la lettera, e questo con un documento alla salute di tutti. Quindi esatto, mentre invece il magistrato è sostanzialmente l'opposto, c'è pochissima, non c'è quasi mai un riconoscimento della responsabilità. Io comunque faccio parte di un intergruppo di tutti i partiti che si è creato da poco, che è l'intergruppo per la separazione delle carriere tra pubblico ministero e magistrato giudicante. Secondo me, per una riforma sana e strutturale della magistratura, finché non si separano le carriere non ne usciremo mai da questa situazione poco chiara. Senti Paola, per quanto riguarda la tua commissione, altre novità, altri progetti approvati, da approvare? Commissione Cultura, Istruzione, ecco, sì. Sì, noi abbiamo appena fatto tutti insieme, abbiamo appena approvato in aula una proposta di legge sull'introduzione dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo è stato fatto con una coesione di tutti i gruppi e quindi penso che sia stato molto importante. Adesso abbiamo un altro provvedimento sulla lettura, per incentivare la lettura, perché sappiamo che i nostri studenti, anche con l'ingresso della metodologia informatica così pesante come c'è stato in questi ultimi tempi, non leggono più, quindi un supporto alla lettura. E poi è recentissimo la delega da dare al governo, quindi questo è un provvedimento delega del governo sullo sport, sul riordino delle professioni sportive, sui centri sportivi nella scuola, sulla sicurezza negli sport invernali. Gli emendamenti inizieranno a essere discussi domani in commissione cultura e sport, e questo è un altro provvedimento molto importante, direi. Certo. Senti Paola, si sta aspettando insomma oggi la risposta della Commissione europea, no? Secondo te si aprirà o meno una procedura di infrazione? Insomma, così sto leggendo un po'. Ma io sono purtroppo pessimista, perché l'Europa non ha modificato questa rigidità che la caratterizzava già ai tempi del governo Monti, anche dell'ultimo governo Berlusconi, che poi è stato costretto a cedere il passo proprio grazie a queste incursioni europee, e non ha capito che in questi 10 anni sono cambiate le dinamiche e dovrebbe ammorbidire e cambiare anche i propri atteggiamenti l'Europa. Non mi sembra che abbiano avuto l'intelligenza e la perspicacia di effettuare queste modifiche nelle loro modalità di intervento, e quindi facilmente potrà attivare l'infrazione, purtroppo dico io, però questo è il grande tema che è stato anche sullo sfondo delle ultime elezioni europee, ecco. Certo. Senti Paola, come avete commentato i vostri risultati a queste elezioni europee voi di Fratelli d'Italia? Beh, noi li abbiamo commentati molto positivamente, perché siamo passati, per quanto riguarda le elezioni europee, da non aver superato lo sbarramento 5 anni fa a un risultato che ci porta quasi al 7%, vicinissimi a Forza Italia. Ha pagato la coerenza, ha pagato l'attività della nostra leader, e politicamente il messaggio è chiaro, cioè noi e la Lega possiamo da soli governare, portando un governo veramente sovranista a guidare l'Italia. Quindi questo qua è il grande tema politico che diciamo che esiste in questi giorni. Ora non si capisce, perché le fibrillazioni nel governo sono sempre molte. Noi abbiamo sempre fatto l'opposizione responsabile, votando i provvedimenti come la legittima difesa, il decreto sicurezza, diciamo tutti i provvedimenti
che la Lega ha presentato, mentre non abbiamo votato il reddito cittadinanza, diciamo le parti economiche portate dai 5 Stelle. Certo. Quindi auspichiamo che si possa fare un po' di chiarezza, che ci sia veramente un governo coeso, un futuro per l'Italia. Mm-hmm. Senti Paola, oggi alla Camera c'è in programma, che programma c'è? Ecco. Allora, oggi è tutto fermo perché il decreto crescita è fermo in Commissione Bilancio e deve quindi sbloccarsi questa situazione in Commissione, dopodiché verrà posta la fiducia e quindi ci sarà, penso, martedì, chiederanno la fiducia venerdì nel pomeriggio, il governo chiederà la fiducia e martedì ci sarà il voto. Perfetto. Allora Paola, noi ti ringraziamo, purtroppo siamo in chiusura, grazie mille per essere stata. Ma grazie a voi, è stato un piacere. Ci risentiamo prossimamente in radio, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi e un saluto a tutti. Grazie mille a Paola Frassinetti, deputata di Fratelli d'Italia. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord. La tua voce libera, senza filtri né censura. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Andrea Dara, deputato della Lega. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno carissimo Andrea. Allora Andrea, ieri ho letto una notizia, no? C'è stata una sentenza della Cassazione che ha stabilito insomma multe per 700 neodiciottenni di Caltanissetta che hanno usato il bonus cultura da 500 euro introdotto dal governo Renzi per acquistare smartphone anziché libri. Tu non so se hai letto questa sentenza. Sì. Sì, ma diciamo che sono anni che da più parti vengono segnalate queste truffe condotte dal bonus cultura di Renzi e dopo tutte queste denunce sono arrivate poi le sentenze da parte delle varie Cassazioni. Io ricordo che questo bonus prevedeva un valore di 500 euro da spendere per i beni di servizi, quindi per i libri, sì. E invece i diciottenni hanno acquistato soprattutto, come ha detto lei prima, sulla sentenza che c'è stata per i 700 diciottenni di Caltanissetta, una sentenza dove questi dovranno pagare una sanzione amministrativa che andrà dai 5.164 euro, se non ricordo male, fino a 25.000 euro. Sì. Oltre a questi ragazzi, i guai saranno anche per i commercianti che sono stati accusati per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, e questi, so che la finanza sta già lavorando per requisire tutti i beni per raggiungere la cifra di 317.000 euro, sì. Per incamerare insomma la cifra che è stata data dallo Stato a questi commercianti. Sì, sì. Diciamo che era una legge, come avevamo detto noi fin dall'inizio, una legge scritta male, fatta male, dove i controlli sono stati veramente, veramente pochi. E il problema è che qui con questa sentenza adesso dovranno pagarla cara questi giovani hanno usato questi fondi in modo scorretto. Ecco, benissimo. Anch'io ho letto ieri insomma questa sentenza, perché ieri pomeriggio, se non sbaglio, è uscita. Ecco, senti Andrea, con te vorrei parlare, tu fai parte della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Con te vorrei parlare di due aziende purtroppo con una situazione spiacevole, che sono la Whirlpool e anche Mercatone 1. Però prima Andrea, sentiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Allora Andrea, prego. Raccontaci un po' quali sono le novità anche di queste purtroppo spiacevoli situazioni. Ecco. Sei pronto? Sì, ti sentiamo Andrea. Sì, novità. Ci sono queste due aziende che tutti i giornali nazionali e anche i telegiornali ne stanno parlando, che è la Mercatone 1 e la Whirlpool. Sì. Sulla Mercatone 1 anche qui dobbiamo ringraziare il governo, il PD, soprattutto il ministro Calenda, che purtroppo nel 2018 ha dato questa, la Mercatone 1 è stata data alla Sharon Holding, a questa SRL, che poi abbiamo scoperto che era una SRL con un capitale sociale solo di 10.000 euro, e questa società doveva mettere in moto e ridare un po' più di ossigeno al gruppo, e questo non è accaduto. La sensazione che ho io è che si è preferito nascondere la polvere sotto il tappeto pur di uscirne come finto vincitore sulla risoluzione di questo problema, che ricordo che va avanti ormai dal 2014-2015, e oggi ci sono a rischio 1.800 lavoratori. Ricordiamo che questa azienda ha depositato i libri in tribunale, c'è una magistratura che sta indagando. Posso dirvi che il 27 maggio al Mise si è riunito un tavolo di confronto con le parti, che già sono state indicate le iniziative di medio termine per tutelare la dignità dei lavoratori, per tutelare i posti di lavoro. Noi come governo siamo sul pezzo, speriamo nel breve periodo di risolvere il problema. Sì. Altra questione sempre legata a un'altra azienda, che è la Whirlpool.
Anche qui il governo si sta dando da fare, entro 7 giorni vogliamo delle risposte dalla sede centrale. Io voglio ricordare che anche qui questo gruppo americano ha sottoscritto un contratto con lo Stato italiano ancora nel lontano 2014. Voglio ricordare che dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto circa 27 milioni di euro di fondi pubblici, e ad oggi questo contratto, che era stato fatto nel 2014 ma anche a ottobre dell'anno scorso era stato rinnovato un contratto con lo Stato italiano, non stanno rispettando questo accordo. Anche qui purtroppo abbiamo 700 persone del gruppo che stanno protestando, perché il rischio è che alcune di queste persone possano rimanere a casa. Quindi ci stiamo dando da fare anche su questo argomento, e speriamo di riuscire a trovare una soluzione, anche perché il ministro Di Maio ha già annunciato che se questo contratto non fosse rispettato chiederà indietro i fondi pubblici che ha ricevuto questa azienda e anche quelli che sono in corso di erogazione. Certo. Insomma, vedremo un po' quali saranno gli ulteriori sviluppi. Senti Andrea. Sì, ecco, io voglio ricordare che tutti questi 3 argomenti che abbiamo parlato fino ad oggi ce li siamo trovati e sono stati creati comunque da chi ci ha preceduto. Noi cerchiamo di risolverli nel più breve tempo possibile. Ecco, benissimo. Andrea, oggi il vice premier Salvini ad Ascoli Piceno ha detto che il cammino del governo non si è mai interrotto. Sono contento del rinnovato clima di collaborazione, intesa che è stata poi raggiunta proprio sullo sblocca cantieri ieri verso l'ora di pranzo. Insomma, che cosa prevede questa intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega, e questo decreto sblocca cantieri cosa prevede nelle linee generali? Io non entro molto nel tecnico perché credo che i cittadini facciano un po' fatica a capire. Il succo del discorso che noi abbiamo sempre portato avanti è che purtroppo con il codice degli appalti, quello vecchio, quello del 2016, tutti i comuni, le province, le regioni, anche lo stesso Stato è andato in grossissima difficoltà per far ripartire queste opere pubbliche. Questo sblocca cantieri si chiama sblocca cantieri perché li vogliamo sbloccare veramente, perché non siamo stati noi a bloccarli, ma con tutte queste norme, tutta questa burocrazia ci hanno proprio bloccati. Questo codice degli appalti vecchio era stato fatto perché purtroppo in Italia c'è quel 2 o 3% di funzionari compiacenti, comunque di imprenditori che cercano di fare i furbetti, però facendo così abbiamo incasinato, scusate il termine, la vita all'altro 97% di sindaci, comunque di presidenti di regione, di funzionari che hanno sempre lavorato in modo onesto. Quindi quello che abbiamo fatto è azzerare completamente questo codice degli appalti del 2016 e in questo senso si va a sburocratizzare un po' tutti gli iter degli appalti per far sì che queste opere possano ripartire nel più breve tempo possibile. Quello che faremo è aumentare i controlli per questi furbetti che sono il 2 o il 3% come dicevo prima, però in questo modo non saranno più aggravati dalla burocrazia quel 97%, 98% di funzionari o sindaci, presidenti della provincia e di regione che si sono sempre comportati in modo corretto. Quindi è un passo in più. Quello che abbiamo sempre chiesto come noi come Lega è di sbloccare al più presto questi lavori, perché solo così si può far ripartire l'economia. Benissimo. Senti Andrea, oggi avremo insomma la risposta della Commissione europea. Tria ieri ha mandato anche un messaggio a Salvini, ha detto non sforare, basta debito sulle spalle dei giovani. Cosa voleva intendere? Far intendere? Sì, semplicemente il Ministro dell'Economia cerca di tenere i conti a posto. Ma qui in Italia o sforiamo questo tetto del 3% e quindi con l'Unione Europea il governo andrà a trattare, o l'alternativa è che anche i nostri compagni di viaggio che ci sono al governo cerchino di sbloccare nel più breve tempo possibile questi cantieri, e la notizia di ieri sera è che abbiamo detto anche prima va nella direzione giusta, perché noi abbiamo bisogno di fare PIL e dobbiamo farlo al più presto. L'altra alternativa è quella che sempre il ministro Salvini sta chiedendo a gran voce, quella di abbassare il più possibile le tasse per far ripartire l'economia interna. Io l'ho sempre detto alla vostra trasmissione,
noi siamo andati molto bene, stiamo andando molto bene sull'export, ma quello che dobbiamo fare è far ripartire i consumi interni di questo paese per creare anche più PIL, oltre a quello che si sta già facendo con l'esportazione. Solo così riusciremo a far ripartire questo paese. Poi credo che una mediazione con l'Europa si riuscirà a trovare. Il nostro ministro Salvini fa benissimo andare avanti come un treno e chiedere il massimo che si può ottenere, perché comunque alle elezioni europee il popolo si è espresso e si è espresso in questa direzione. Benissimo. Allora Andrea, grazie mille per essere stato qui con noi quest'oggi, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille a te, grazie mille ad Andrea Dara, deputato della Lega. Allora adesso Roberto, al di là del vetro, mi dà l'ok. In collegamento telefonico con noi abbiamo Alberto Ribolla, deputato della Lega, amico di RPL. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Alberto, commentiamo un po' quelli che sono stati i risultati di queste elezioni europee ed anche delle elezioni amministrative. Ieri su Huffington ho letto un articolo dove c'era scritto che per quanto riguarda la propaganda online, anche i Dem hanno la loro bestia, riferendosi insomma al ministro Salvini, alla pagina Facebook del ministro Salvini. Alle europee 2019 il PD ha speso più di tutti in campagna elettorale. Ti chiedo quanto è importante adesso oggi la propaganda online per i risultati delle elezioni? Beh, è evidente che la propaganda online abbia tutta la sua importanza, è altrettanto evidente che tutto dipende dai temi che i singoli partiti e movimenti politici portano avanti. L'hai detto tu poco fa, il PD ha speso molto più della Lega, però i risultati ovviamente, dico io ovviamente, sono stati totalmente differenti, anche perché la bestia probabilmente del PD non è la bestia del nostro movimento di Matteo Salvini, proprio in merito ai temi che si portano avanti e a quello che la gente vuole. Insomma, noi abbiamo ottenuto dei risultati assolutamente fenomenali in tutta Italia e tra l'altro i sondaggi ci danno ulteriormente in crescita, non tanto per la propaganda che facciamo in internet, che sicuramente ha la sua importanza per raggiungere il maggior numero di persone col nostro messaggio, ma proprio per il messaggio in sé. Quello che abbiamo fatto in questo anno di governo è quello che abbiamo in mente di fare. Penso appunto a tutte le riforme in tema di sicurezza, lo stop agli sbarchi, una cosa che tutti dicevano che non si sarebbe potuta fare, invece noi siamo riusciti a farla, l'inizio della flat tax, insomma la riforma, la prima diciamo sblocco della riforma Fornero, in particolar modo quota 100, la pace fiscale, insomma tante cose che avevamo promesso in campagna elettorale l'anno scorso, durante quest'anno le abbiamo fatte e ancora abbiamo adesso in itinere, proprio adesso mi trovo in Commissione Bilancio e Finanze Congiunta alla Camera per il decreto crescita, avremo lo sblocca cantieri, insomma c'è tanta carne al fuoco e credo che i cittadini ci abbiano premiato per non solo la coerenza ma anche la concretezza e la voglia di dire sì, facciamo le cose. Certo. Senti Alberto, per quanto riguarda invece lo sblocca cantieri, puoi raccontarci un po' quali sono i punti principali di questo decreto? Ma allora, per quanto non è prettamente nella mia commissione, io sono appunto in Commissione Bilancio e Finanze, però il punto fondamentale di ieri è che c'è stato un accordo tra Matteo Salvini e Di Maio per quanto riguarda appunto il famoso emendamento sullo sblocca cantieri, che null'altro chiede se non quello di congelare alcune norme del codice degli appalti che in questi anni hanno bloccato gli appalti e quindi bloccato gli investimenti nei comuni e negli enti locali. Il nostro paese ha bisogno di investimenti, il nostro paese ha bisogno di nuova linfa, il nostro paese ha bisogno di lavorare, di far sì che le infrastrutture locali e sovracomunali abbiano vita e quindi prendano vita, vengono eseguite. Il nostro paese ha bisogno che le nostre imprese possano lavorare, ha bisogno che i cantieri possano essere mandati avanti. E quindi abbiamo chiesto null'altro che sospendere alcune norme che in questi anni hanno bloccato i cantieri. Non andiamo ovviamente
in un limbo dove nessuno sa cosa possa succedere, ma semplicemente riprendiamo in mano quelle norme che le direttive europee prevedevano. Sostanzialmente il legislatore negli scorsi anni aveva fatto un codice degli appalti molto più severo delle norme che provenivano dalla direttiva europea. Noi invece chiediamo appunto con questo emendamento che poi sul quale poi c'è stato un accordo tra le forze politiche di maggioranza, di mettere in stand-by alcune norme per poi rivederle in modo tale da poter sbloccare finalmente questi cantieri e far sì che le norme attuali siano quelle dettate dalla normativa europea, che era un po' più larga in tema appunto sia di burocrazia sia appunto per quanto riguarda la possibilità per le imprese poi effettivamente di lavorare. Per chi è nei comuni come io stesso, insomma io sono consigliere comunale a Bergamo, vediamo quanta difficoltà ci sia per le imprese nel partecipare agli appalti, ci sono tantissime procedure da adempiere, insomma è molto complesso il tema e quindi era necessario far sì che queste norme fossero semplificate. La semplificazione è un punto fondamentale per permettere al Paese di crescere e di muoversi, e questo è quello che la Lega voleva e questo che la Lega ha ottenuto, e quindi questo senz'altro è una vittoria non tanto della Lega ma una vittoria del buonsenso che caratterizza poi questo governo. Ecco, sul decreto sicurezza bis invece, no? Quali sono le norme di questo decreto, meglio qual è lo scopo di questo decreto del ministro Salvini? Ma abbiamo fatto tanto col decreto sicurezza, col primo decreto sicurezza, nel garantire maggiore sicurezza al Paese e soprattutto ai cittadini, mettendo più uomini in strada, dotando le forze dell'ordine di maggiori strumenti sia fisici sia anche appunto legislativi, e abbiamo soprattutto permesso appunto alle forze dell'ordine di essere più presenti, abbiamo dato maggiori finanziamenti e abbiamo dato un forte stop appunto agli sbarchi, che sono diminuiti del 95%. Con il decreto sicurezza bis si perfeziona il decreto sicurezza iniziale, quindi si danno maggiori poteri al ministro dell'interno per il controllo ad esempio dei porti e del mare, in modo tale che non ci siano più imbarcazioni che possano arrivare nei nostri porti, i porti restano appunto chiusi, e si coordina meglio l'azione che si è visto in questi mesi poteva essere oggetto di dispute, e quindi il decreto sicurezza bis agisce in questo verso, oltre ovviamente a dare ulteriori poteri alle forze dell'ordine e ancora più espulsioni verso i paesi di provenienza degli immigrati, perché ricordiamo comunque che gli arrivi nel corso del 2019 sono stati pari a 1/3 delle espulsioni effettuate, cioè ci sono state 3 volte tanto le espulsioni degli arrivi, per la prima volta in tantissimi anni. Certo, invece sulla flat tax vuoi dirci qualcos'altro? Insomma, sì, allora noi in Commissione Bilancio e Finanze in questi giorni stiamo trattando il decreto crescita, con un importante decreto che mira alla semplificazione e alla riduzione del carico fiscale per quanto riguarda le imprese. All'interno di questa visione è ovvio che se nel primo anno di governo ci siamo dedicati più al welfare, quindi appunto, l'abbiamo detto prima, al decreto sicurezza, alla quota 100, la pace fiscale e il reddito di cittadinanza, adesso dobbiamo dare particolare attenzione anche al mondo economico, al mondo delle imprese. Nel decreto crescita c'è una riduzione ulteriore dell'IMU rispetto a quanto già avevamo fatto con la legge di bilancio, c'è una riduzione dell'IRES, c'è il ritorno del superammortamento, misure importanti per quanto riguarda il mondo delle imprese. Ma con la prossima legge di bilancio, che verrà incardinata insomma nei prossimi mesi, deve essere pronta per ottobre, vogliamo estendere, come ha più volte detto Matteo Salvini, come nel programma politico della Lega, la flat tax. Flat tax che abbiamo già iniziato con la precedente legge di bilancio per quanto riguarda il mondo dei piccoli imprenditori e dei professionisti fino a 65.000 euro, adesso vogliamo estenderla anche ai lavoratori dipendenti e quindi alle famiglie. E questo è un obiettivo molto importante e fondamentale dell'azione di governo, che verrà appunto inserito in legge di bilancio. È molto importante dare
delle risposte chiare al mondo delle imprese. Una prima risposta è quello della sblocca cantieri, che permette appunto di dare linfa vitale alle imprese e appunto agli investimenti di questo paese. L'altro è quello fondamentale della riduzione della tassazione, che è un punto fondamentale del programma della Lega. Senza riduzione della tassazione non ci può essere un governo, quindi questo è un punto fondamentale che anche Matteo Salvini ha ricordato proprio ieri. Perfetto. Senti Alberto, se oggi poi la Commissione europea insomma avvia una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, cosa appunto si metterà, come si correrà ai ripari, se così vogliamo definire? Ma certamente il nostro Premier e il Ministro dell'Economia andranno a trattare con l'Europa. Sappiamo bene come la diplomazia in Europa sia molto importante. Sarà necessario peraltro con la nuova Commissione europea avere un commissario, e Matteo Salvini ha già indicato come commissario all'economia quello che noi vorremmo chiedere per l'Italia. Negli scorsi anni sappiamo che il nostro commissario era alle politiche estere sostanzialmente, e il cui valore, diciamo così, diplomatico era quasi pari a zero. Noi adesso invece in Europa vogliamo contare, perché vogliamo far crescere questo paese e evitare lacci e lacciuoli che costringono l'Italia a politiche di austerity. Ecco, noi diciamo no alle politiche di austerity, il bilancio deve essere definito e chiaro, senza particolari diciamo questioni, però è ovvio che è necessario trattare con l'Europa. Questa è una cosa fondamentale ed è quello che andremo a fare. Benissimo, allora Alberto, grazie mille per essere stato qui con noi quest'oggi, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Grazie mille ad Alberto Ribolla, amico di RPL, deputato della Lega. Allora vi ricordo oggi dalle 16:30 alle 18:30 con il mitico Marco Pinti, oggi uno speciale su Radio Padania, uno speciale dal titolo Soldati, persone dentro le divise, una serie di interviste a tu per tu con uomini e donne delle forze armate. Saranno proprio il fulcro del documentario in onda questo pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 su Radio Padania. La vita quotidiana in caserma, le motivazioni più intime di una scelta forte, le esperienze in missione all'estero, ma anche i tanti ambiti in cui l'attività del personale delle forze armate si rivela prezioso in Italia, dalla manutenzione dei sentieri fino agli interventi a supporto della protezione civile. Storie di vita e chiacchierate informali che raccontano l'autenticità di percorsi umani a tratti normalissimi, quanto a problemi, anzi aspirazioni e ostacoli, ma allo stesso tempo eccezionali per il particolare campo d'azione che li vede impegnati ogni giorno al servizio della società. Il servizio è poi anche realizzato in collaborazione con l'ufficio stampa delle Forze Armate. Quest'oggi dalle 16:30 alle 18:30 con Marco Pinti. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Tra pochissimo abbiamo Lucio Brignoli e buon proseguimento di giornata a tutti.